Aggiungere poco, perché il relatore aveva fatto un emendamento ragionevole. Chi ha sbagliato deve essere interdetto. Chi si è fidato del fondo Atlante, vi ricordate Padoan che diceva l'ex premier Renzi quando era stato fondato questo fondo Atlante, che sarebbe stata la speranza, che si è mangiato oltre 4 miliardi. Chi ha investito, l'emendamento del relatore, ampliava la platea. Se neppure questo si riesce a ottenere, mi torna in mente Salvemini e Giolitti. Ve lo ricordate? Andatela a rileggere. Qui, altro che, come dice il professore, istituire un fondo per i truffati, perché qui c'è stata una truffa enorme. Cioè tu non vuoi un prestito, un fido, un mutuo, devi prendere le azioni liquide, gonfiate, perizie. Salvemini diceva il ministro della malavita, non vorrei che ci fosse la malavita bancaria che domina. Allora, se si riesce a trovare qualche soluzione per questi poveretti, soprattutto per quelli che hanno 80 anni, che ancora non interiorizzano verso tutto, come quelle vittime del Benin del 22 novembre, arbitrati, che dovevano arrivare, sono arrivati in ritardo, parziale rimborso e molta gente che vecchi, che manco si possono curare, bisognava fare la colletta. Quindi è tutto qua. Quindi grazie, noi adesso faremo anche il giro degli altri gruppi se si riesce a ottenere